Cari amici, in tanti avete scritto per avere notizie, come se io ne avessi di fresche, e purtroppo non ne ho di fresche di notizie sui Marò. Vorrei cominciare questo discorso sui Marò con una frase che non c'entra niente con l'apparato militare. Flaiano diceva che in Italia i problemi non si risolvono. No, sono gli stessi problemi che si risolvono automaticamente perché passano di moda e quando passano di moda non se ne parla più, quindi non esistono più. Io non avrei nessun dubbio, i Marò non passeranno di moda, ancora non ci sono notizie, ancora non se ne vuole parlare. D'altronde siamo in campagna elettorale, chi è che volete che vada a parlare dei Marò rischiando figuracce perché non ha fatto, perché il suo predecessore non ha fatto, perché i due suoi predecessori a cui magari lo stesso partito dava la fiducia non hanno fatto? L'unica cosa forse concreta che appare sui Marò è la silurata di quel negoziator cortese che era Staffan de Mistura. Un velo di silenzio è caduto su questa storia e tacciono in maniera anche spiegabile per certi versi, tacciono i colleghi militari. È vietato disturbare chi comanda le sorti dei vertici dell'azienda militare e anche delle loro ricche carriere. È come il problema delle forze di polizia. Non si può più parlare, perché se si parla, se si discute, si rischia di offendere. È come parlare della Costituzione. È la più bella del mondo, ma non è che non può essere cambiata. L'esercito non è che non può essere cambiato, se ne può parlare. Si può parlare di tutto, questo lo dice proprio quella Costituzione, quella più bella del mondo. Si può parlare di tutto, non si può parlare dei Marò. Perché?